Allora, professor Fornari chi è? Sono io, Presidente. Lei? Dove è nato? Torino, 5 maggio 39. Torino, 5 maggio 39. Ivi residente, Corso Montevecchio 38, il mio istituto. Legga la forma per cortesia. Quella del test? Sì. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Presidente, quindi Lagazzi Marco, aspetta, sentiamo anche l'altro, Lagazzi Marco e lei. Marco Lagazzi, nato a Genova 11 settembre 1957, domiciliato presso Dipartimento di Medicina Legale dell'Università di Genova. Anche lei, la formula. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Bene. Prego, Ministero. Sì, vorrei chiedere innanzitutto a entrambi i consulenti, cominciando dal professor Fornari, qual è l'attività che svolge, ci ha detto è a Torino, se può spiegarci qual è la sua professione, qual è la sua specializzazione. Sono medico psichiatra, professore ordinario di psichiatria forense all'Università di Torino. Ho la cattedra di psichiatria, faccio solo questo lavoro. Vorrei fare la stessa domanda al professor Lagazzi, se ci può spiegare. Sì, sono medico, specialista in psicologia, dottore di ricerca in psichiatria forense, insegno psicologia giudiziaria alla scuola di specializzazione in criminologia dell'Università di Genova e anch'io come professor Fornari sono unicamente psichiatra forense. Per la questione pratica, per la trascrizione, quando intervenite, ognuno dica il proprio nome. Bene, per evitare poi che le dichiarazioni vengano attribuite all'altro. Bene. Dunque, la prima domanda che io volevo fare è ovviamente semplice in ordine cronologico degli incarichi che sono stati loro affidati come consulenti. Io vorrei che loro spiegassero innanzitutto quale incarico hanno ricevuto dal PM, dopo ovviamente gli esiti, per quanto riguarda la persona Dellotti. Siamo stati incaricati, Fornari. Siamo stati incaricati da lei, signor Procuratore, nel giugno del 96 di procedere ad indagine psichiatrica in persona di Lotti Giancarlo e ci è stato formulato il seguente quesito. Dicano i consulenti tecnici, esaminati gli atti nel procedimento relativo a Lotti Giancarlo, visitato e sottoposto di medesimo a tutti gli accertamenti diagnostici che riteranno necessari. Primo, se Lotti Giancarlo sia affetto da impotenza sessuale organica o psicogena ed in caso positivo in quale forma. Secondo, quale ne sia la causa. Terzo, quale ruolo la stessa abbia esercitato nella dinamica dei reati per cui il medesimo è indagato, quali ricostruiti dalle indagini e dalle dichiarazioni dello stesso Lotti. Quarto, riferiscono quanto altro utile all'accertamento della verità clinica del soggetto. Abbiamo avuto 60 giorni di tempo per procedere alle nostre indagini e consegnare una relazione scritta e abbiamo visto Lotti Giancarlo la prima volta presso la sezione di polizia giudiziaria della Procura di Firenze il giorno stesso, cioè il 16 di settembre, e poi 3 volte presso l'Istituto di Criminologia di Genova in data 30 settembre, 15 ottobre, 18 ottobre, 29 ottobre 96. Quindi in tutto l'abbiamo visto 4 volte. 5 volte. Una a Firenze e 4. Giusto, 5 volte. Una a Firenze e 4 volte a Genova, sì, 5 volte. Al termine dei nostri accertamenti abbiamo risposto ai quesiti nel seguente modo. Lotti Giancarlo è affetto dai disturbi dell'erezione e dell'orgasmo di natura psicogena. Detti disturbi possono essere accentuati dall'uso di bevande alcoliche che interagiscono in sinergismo negativo con gli stessi,
ma sembrano con maggiore verosimiglianza essere collegati con aspetti di carattere perverso propri della personalità del soggetto, che non possono trovare adempimento in un normale atto sessuale e la cui frustrazione può forse contribuire alla scarsa performance del soggetto. Tra le cause che si trovano alla base di questa situazione sono da segnalare l'isolamento in cui ha trascorso la sua infanzia ed adolescenza, la colpevolizzazione delle sue prime curiosità e approcci erotici, la mancata acquisizione di abilità relazionali e sociali, il complesso di inferiorità in lui presente a tutti i livelli, intellettivo, affettivo, relazionale, sociale ed economico, nonché gli elementi maggiormente perversi che sono citati nel contesto della relazione. I disturbi sessuali che lo affliggono da anni entrano direttamente nella genesi e nella dinamica dei reati per cui il medesimo è indagato, quali ricostruiti dalle indagini e dalle dichiarazioni dello stesso Lotti, nel senso che hanno fatto di lui non solo e non tanto il passivo spettatore, l'esecutore marginale di delitti da altri organizzati, pianificati e portati a termine, ma anche ed in modo più sottile un attento e sicuramente servizievole collaboratore degli assassini, senza dubbio gratificato dal proprio ruolo, senza dubbio gratificato dal proprio ruolo e stimolato da quanto osservava in quelle occasioni. Alla luce di quanto riferito, in estrema sintesi, la realtà clinica del periziando può essere identificata in quella di un uomo apparentemente immune da patologie somatiche e psichiatriche di rilievo, ma orientato in senso omosessuale e connotato da forti istanze di carattere perverso, sicuramente tali da essere parte della sua personalità, delle sue scelte e della sua stessa interazione con l'esterno. La relazione è datata 20 novembre 96. Professore, vogliamo vedere, magari in sintesi, se ce lo può spiegare lei, la dinamica di questo accertamento, come siete arrivati a queste conclusioni, che in estrema sintesi è quella di cui ci ha parlato lei ora, una perversione particolare e un carattere di omosessualità, o obiettivamente soltanto messo in luce quello che ritenevo sintetizzare. Vorrei invece che lei o loro ci spiegassero come siete arrivati a queste conclusioni. Se avete fatto un'anamnesi, una visita o sì. Più visite. Ecco, vogliamo... Dunque, abbiamo studiato la documentazione che ci... Sì, chiedo scusa, Lagazzi. Abbiamo studiato la documentazione degli atti che ci è stata resa disponibile e abbiamo fatto sia un esame somatico sia un esame di tipo psichiatrico. Dal punto di vista somatico abbiamo acquisito le certificazioni che ci sono state prodotte di antecedenti esami radiologici e ematologici del Signore. Abbiamo fatto con il consenso dell'interessato nuovi esami laboratoristici anche per vedere eventuali patologie somatiche che nel caso potessero influire sulla stessa erezione in risposta al primo quesito avuto, e abbiamo fatto un esame psichiatrico. L'esame psichiatrico si è articolato attraverso la raccolta della storia del signor Lotti, la raccolta di quanto egli ha ritenuto opportuno dirci e alcuni test che sono quelli abitualmente utilizzati nella prassi psichiatrico-forense. Tutti questi elementi sono stati integrati in una valutazione clinica conclusiva. Partiamo da quelli somatici. Le conclusioni. Dunque, dal punto di vista somatico abbiamo evidenziato che... cioè se c'è una patologia organica. Certo, abbiamo evidenziato, al di là di aspetti di tipo ipertensivo per i quali il signore è in trattamento, non abbiamo evidenziato patologie somatiche di particolare rilievo. Si tratta di un signore che ha dei problemi di, se ben ricordo, ipercolesterolemia e ha alcuni esami ematologici alterati, però non in maniera tale da indicare patologie di rilievo e sostanzialmente direi in maniera coerente con gran parte della popolazione della stessa età. Quindi gli esami che abbiamo praticato non hanno evidenziato nessuna patologia di carattere somatico o neurologico specifico. Invece, dal punto di vista, voi dite psicogeno, dal punto di vista psichiatrico?
Dunque, dal punto di vista psichiatrico dobbiamo innanzitutto... Che patologia è emersa, che è quella che ci avete evidenziato? Dunque, dobbiamo comunque premettere che ci siamo trovati di fronte a un signore che... Che patologia è emersa, che è quella che ci avete evidenziato? Dunque, dobbiamo comunque premettere che ci siamo trovati di fronte a un signore che ha sicuramente condotto i colloqui con noi in maniera molto attenta, in maniera a tratti anche piuttosto reticente, limitatamente. Ci vuole spiegare meglio sia il profilo della particolare attenzione, quindi che rilievo può avere, che conseguenze, e di questa reticenza? Sì, diciamo che ci siamo trovati di fronte a una persona che era un interlocutore il quale in determinati momenti rispondeva in modo palesemente, volutamente evasivo alle domande che gli facevamo, in altri momenti riferiva elementi che facevano parte soprattutto della sua storia personale, ma direi più della sua storia somatica. Quindi è una persona certamente una persona che di fronte a domande specifiche talvolta eludeva le domande stesse, oppure si limitava a ribadire che su determinati argomenti non aveva nulla di più da dire. Chiedo scusa, però dimostrava, lei diceva attenzione, cioè molto vigile. Sicuramente, molto vigile. Un atteggiamento di persona che capiva benissimo. Era perfettamente consapevole delle caratteristiche dell'indagine che stava facendo e direi, pur essendo persona di risorse culturali e sociali limitate, era in grado, diciamo così, si possa usare questo termine, di reggere validamente il colloquio con gli interlocutori. Quindi perfettamente cosciente degli esiti di quel che diceva. Certamente. Ecco, e per quanto riguarda questa reticenza? Per quanto riguarda... Lei, se non sbaglio, ha detto attenzione particolare e reticenza. Sì. Da cosa l'ha dedotto? Dal modo di... direi l'atteggiamento, cioè è l'atteggiamento di una persona molto attenta a quello che diceva, molto attenta a quello che non diceva. Molto... come se qualcosa non lo volesse dire, è questo? Esplicitamente. Lo ha detto esplicitamente? Assolutamente, cioè diceva di fronte tutte le volte in cui, anche poi parlando dei fatti ovviamente, si cercava di discutere con lui, ma anche su un livello, diciamo, ovviamente è chiaro, certamente il nostro compito non è investigativo, ma era di analisi dei suoi vissuti, tutto quello che anche indirettamente poteva in qualche modo portare nuove discussioni su questi argomenti, lui lo troncava. Quindi l'attenzione e la reticenza sotto questo profilo. Senza dubbio. Per quanto riguarda invece i propri comportamenti, in fondo era un'indagine relativa a patologie di origine sessuale e lui ha raccontato il suo vissuto, il perché di queste sue condotte. Avete potuto approfondire in qualche modo questo aspetto? Ma lui ci ha dato anche una versione di se stesso che aveva grandi rapporti sessuali, se ben ricordo, con quella signora, con la Filippa, con la quale aveva avuto una relazione più lunga. Ha nel contempo però ammesso aspetti di inibizione, di timore nel rapporto con le donne. E da questo che voi siete arrivati anche a quell'analisi di perversione, ci vuole? Assolutamente non in questo senso. Lui nulla ha detto circa aspetti o istanze di tipo omosessuale. Direi questo aspetto, poi il collega potrà integrare, è stato desunto sia da alcune risposte fornite ai reattivi mentali, sia da una... In ultimo direi anche su un suo atteggiamento globale che ci ha lasciato comprendere come vi fosse incoerenza tra la sua realtà clinica e la realtà che lui ci voleva riferire.
Ecco, vogliamo approfondire a questo punto questo aspetto dell'omosessualità. Mi sembra ne parlate diffusamente fra le pagine 36 della relazione e 30, dove parlate del tipo di test che gli avete fatto e dai colloqui avuti. E mi sembra ci sono delle parti molto... ovviamente questo ve lo dico, ma negli atti di questo processo è chiarissimo, indipendentemente dalla vostra indagine che è antecedente alle ammissioni di Lotti, Lotti poi ha fatto presente di alcuni episodi che gli sono avvenuti per quanto riguarda che sono avvenuti successivamente per quanto riguarda le sue esperienze omosessuali, ma questo l'ha detto lui a parte, successivamente al vostro lavoro, quindi mi interessava che voi chiariste quello che avevate voi accertato attraverso l'esame della persona e attraverso i test, indipendentemente dalle sue dichiarazioni che voi fra l'altro non conoscevate perché sono successive. Fornari. Questo suo orientamento in senso omosessuale, o meglio ancora questa sua problematica di tipo sessuale, viene fuori molto bene dal test di Rorschach. Ecco, vuole spiegare, scusi professore, cos'è il test di Rorschach? Il test di Rorschach è un test proiettivo per noi fondamentale in ogni indagine di tipo clinico. Consiste in 10 tavole, ognuna delle quali porta una macchia, nient'altro che una macchia. Alcune tavole hanno macchie monocromatiche di color nero sfumato con delle sfumature, altre sono dicrome, nere e rosse, le tavole 2 e 3, altre sono policrome, 8, 9, 10. La consegna è quella di dire che cosa il soggetto vede in queste tavole, tenendo conto che non ci sono risposte né giuste né sbagliate, deve semplicemente, come lavorasse di fantasia, come se fantasticasse, vedesse una macchia sul muro, una nuvola nel cielo, e il suo compito è dire che cosa vede lì dentro. Poi esiste tutta una metodologia di raccolta di queste domande, di siglatura, di lettura di tipo contenutistico e simbolico delle risposte che vengono date. Esistono delle tecniche di accertamento successivo per avere una sicura localizzazione delle risposte, per esempio, per essere certi che non siamo noi che interpretiamo quello che lui avrebbe voluto dire, che invece non ha detto, ma che veramente la persona che fa l'indagine che dice quello che ha visto, no? Vabbè, poi ci sono delle codificazioni che traducono le risposte date in simboli, in sigle, quali riportate a pagina 29 della relazione, per esempio, e poi c'è una lettura che noi facciamo in base a quello che uno ha studiato sul test di Rorschach, per esempio. Allora, ci sono delle risposte che il cui significato formale ci dà dei valori per esempio sul tipo di intelligenza, sulla precisione del pensiero, sul tipo di affettività, sul rapporto che si ha con la realtà e con gli altri, eccetera, eccetera. Ci sono invece delle risposte il cui contenuto più o meno simbolico ci orienta a fare delle ipotesi. Certo, sono ipotesi cliniche queste, non possiamo dare delle risposte di tipo comportamentale e dire che in base a un test, ovviamente, questo è un discorso clinico. Il fatto che lui abbia un certo tipo di risposte, quali specificate a pagina 30 della nostra relazione, ci ha fatto pensare che appunto in lui fosse presente una problematica sessuale di non identificazione nel suo ruolo di maschio, e quindi una fondamentale difficoltà nel rapporto con il suo sesso come uomo, no? E con l'altro sesso. D'altronde lui di queste difficoltà con il sesso femminile ce n'ha parlato, questo l'ha ammesso, cioè lui sulla sua storia ci ha dato molti elementi, ha parlato abbastanza del papà, della mamma, della sorella, della sua infanzia, del rapporto con le donne, e ha trovato tutto questo, tra l'altro le sue difficoltà con il sesso femminile di natura psicologica, non fisica, non organica, non biologica, lui stesso l'ha detto più volte, trovano un puntuale riscontro nel test di Rorschach, quindi diciamo che si poteva anche fare indipendentemente questa considerazione di questa difficoltà di identificazione sessuale, però diciamo che quello che viene fuori al test trova un puntuale conforto nella storia clinica e viceversa,
la storia che lui stesso ci ha fornito spontaneamente relativamente alle difficoltà con l'altro sesso trova puntuale riscontro nel test, dove non si può barare perché, voglio dire, noi che facciamo questo, io sono 30 anni che lo faccio, questo test, non riuscirei a barare a questo test, non è possibile, tranne che lo psicologo non sappia leggere il test, ma non è pensabile che sia un test non valido quello che ci ha dato Lotti. Confortato dal TAT, che invece è un altro test diverso. Il TAT è tutta un'altra faccenda, sono delle storie, sono delle fotografie con delle scene dove la persona è invitata a raccontare una storia che abbia un inizio e una fine, e in base al tipo di storia che il soggetto racconta se ne fa anche qui una lettura e formale e contenutistica del test, che però porta su un altro piano, cioè per esempio, mentre il test di Rorschach ci dà una fotografia della struttura profonda della personalità, il TAT ci dice come questa struttura si declina nell'esistenza, cioè come si gioca. Lo stile di vita, per esempio, ci dice come la persona si comporta nella vita, nella realtà. E anche questo test ha dato Anche qua ci sono delle risposte, sì, delle storie significative, sì. Conformi alla... Per esempio la figura che guarda, che sta a dirci, la perversione di Lotti non è da vedere come perversione sadica o masochista o che so io, o pedofila, eccetera, eccetera. Queste aggettivazioni vengono poi fuori eventualmente di fronte ad altri dati, no? La perversione in genere è la perversione, cioè vuol dire che la persona non ha un orientamento sessuale diciamo normale, posto che esiste un orientamento sessuale normale, cioè quello condiviso dai più, che vuol dire poi solo questo, vuol dire perché nessuno di noi sa definire la normalità sessuale delle persone. Ecco, lui ha dei tratti perversi, cioè di cattivo, inadeguato orientamento della sua sessualità nei confronti dell'uso che lui fa della sua sessualità con se stesso e con gli altri, che nel caso specifico sono le donne. Insomma, se si intende come sessualità normale il rapporto uomo-donna. E ci sono a pagina 33 abbiamo identificato alcune tavole che sono particolarmente indicative di questo tipo di passività, che si alterna però con un po' con dell'aggressività anche, no? Con della... E tra l'altro lui, quando ha parlato con noi, si è atteggiato a uomo molto mite, molto dolce, molto tranquillo, molto disponibile, che sorride, che ride, che al limite gli si attacca sulla spalla, gli sta la battuta. Però quando, per esempio, ha accennato ad alcuni episodi della sua vita, e non so, gli si è detto che per esempio Pacciani gli faceva certe accuse, si è alterato in volto, ha alzato la voce, è diventato estremamente irritato e nervoso, cioè sembra che sia scattato da un momento all'altro. Mi non sembra voi noi, avete riportato queste parole, che sì, dovrebbero essere le sue testuali, a pagina 20. Ecco, Pacciani è uno che ha detto che non mi conosce, io invece lo conosco benissimo e se dirà contro di me saprò bene io come difendermi. Inoltre Pacciani è uno che sa che se verrà condannato verranno fatti fuori altri nomi. Vabbè. Sì, questo l'ha detto con un tono di voce molto alterato, tutto questo, no? Come mai voi cosa gli avevate chiesto? Ma abbiamo chiesto che... cosa abbiamo Cioè lei chiesto? stava dicendo che è una persona mite, però quando ha parlato di questo suo rapporto con questo coimputato... Ha detto il professore che gli avevano detto che Pacciani gli faceva certe accuse. Lo conferma questo, professore? Sì, dove se è scritto sì. Dove No, l'ha detto ora, non l'ha trovi il detto punto. Pagina 19. Relativamente, sì. Lui ha sospettato che... ha raccontato un po' il fatto, no? A pagina 19 e pagina 20. Poi gli abbiamo chiesto se non aveva paura di Pacciani, forse una cosa così abbiamo chiesto, cosa ne pensava di questa vicenda, di questa faccenda, di queste accuse che gli poteva far Pacciani, che gli poteva eventualmente rivolgere Pacciani in un futuro, o gli aveva rivolto, perché io mi vergogno molto, ma non ho seguito il processo, quindi non sapevo esattamente che punto fosse la cosa. Meglio. E allora a un certo punto lui ha preso fuoco dicendo so benio, a questo punto, come dire, che stia solo zitto, perché io lo conosco molto bene e se lui alza il tiro lo alzo anch'io e so bene come alzare il tiro.
e questo è con voce molto conciata, molto assertiva, molto dura. Diverso da quell'atteggiamento passivo che aveva tenuto Sì, e fino a poi rapidissimamente si è riordinato, ha fatto un sorriso, si è messo di nuovo a testa china, perché lui quando non sapeva come cavarsela, chinava il capo e incominciava a parlare dei suoi mali, perché è la sua strategia, insomma, di fondo è questa, no? Quando messo con le spalle al muro, si fa per dire quello che lui ritiene essere messo con le spalle al muro, di fronte a una situazione qua lui abilissimamente riusciva a sorridere, a girare la faccia, a tirare fuori roba di tasca e a rifugiarsi nei suoi mali. Questo ha detto chiaro e tondo, l'ha detto, sì. Ecco, scusi, io gliele vorrei leggere. Voi avete riportato queste frasi. Dice: se non dicevo nulla ero belle che dentro, mi hanno messo davanti a dei contrasti, io ho dovuto ammettere qualcosa, altrimenti me ne sarei andato in carcere. Cioè è quello che stava spiegando lei? Cioè una volta messo con le spalle al muro? Sì, lui ci ha fatto capire molto bene che la situazione così gli andava bene, cioè, ma lui era un privilegiato. Quando abbiamo visto noi, ha capito di essere un privilegiato? Sì, per Bacco l'ha detto, sì, l'ha fatto capire chiaramente che aveva capito benissimo, portato avanti e indietro, protetto, coccolato, ben servito, ben seguito da noi stessi, insomma, voglio dire, non ci voleva molto per capire che era una situazione in cui lui si trovava, perché aveva detto alcune cose, ma ci ha fatto capire e questo e che lui avrebbe potuto dire ben altre cose. Questo è quello che è sembrato a voi? Non l'ha detto. Lo ha detto? Sì, lo so. Ho dovuto ammettere qualche cosa, altrimenti mi sarei stato in carcere, e se dirà contro di me saprò ben io come difendermi. Cioè, come dire, io ho la mia riserva, no? Cioè mi sono state fatte delle contestazioni e ho dovuto ammettere. Esatto. È questo che ha... E questo mi è stato ripagato, insomma, il premio è stato che non sono in galera, insomma, no? Questo è il concetto. Ecco, chiaro che se le cose... Così come l'ha capito lui. Come l'ha capito lui, esatto. Ci ha fatto capire che se le cose cambiano, cambio anch'io. Cioè, se alzano il tiro e finisco in galera, non so, saprò, ipotesi che fa, non l'ha detto esplicitamente, Sì, ma sì, era chiaro nel colloquio clinico questo, che lui diceva: io sono uno che sa regolarsi e sa giocare, Sa ho capire, le carte in... completamente cosciente di quello perfettamente cosciente, e ha condotto lui il colloquio, sempre quello che lui. sostiene il PM Sì, sempre. ci ha dato quello che ha voluto darci con estrema abilità, con quella l'astuzia che può avere l'uomo, il contadino, no? Che però ha un'esperienza di vita che batte magari quella dell'intellettuale, perché lui è uno che è cresciuto proprio a contatto della vita, no? Quindi lui sa benissimo regolarsi nei confronti dell'esistenza della vita. E così si è regolato nei vostri confronti. Sicuramente. Professori universitari, con tutto il rispetto, PM, investigatori, lui ha saputo capire qual era la situazione. Sicuramente ha saputo capire cos'è questa perizia, a cosa paravamo, cosa volevamo. Noi gli abbiamo spiegato molto bene, perché è nostro uso far leggere al periziando il quesito, spiegargli il quesito, se non ha capito il quesito glielo spieghiamo fino a quando è necessario, e gli abbiamo spiegato cosa dovevamo fare e ci siamo fatti dare il consenso scritto suo per fare gli esami, in modo che non... Quindi è persona che dal punto di vista dell'intelletto, sia pure coi limiti che voi avete evidenziato, è persona che sa benissimo cosa dice, cosa ha fatto, e non ha problemi di... Poi dico, non è che ci voglia molto capire e a sapere cosa eventualmente ha fatto e che noi non sappiamo che cosa ha fatto. Voglio dire che una cosa è fare una truffa, è un po' più raffinato, una cosa è aggredire una persona, è una cosa che, voglio dire, anche una persona con meno intelligenza di quanta ha lui capisce perfettamente bene quello che fa. Lui ha un contatto, un rapporto con la realtà indenni, integri, contatto, rapporto con gli altri indenne, integro, sa benissimo come si gioca con le persone che lo accompagnano, con i periti, quando si è nella stanza e si fanno gli esami, quando si è fuori dalla stanza si fanno le 4 chiacchiere. Benissimo. A questo proposito voi vi siete diffusi un attimo alla pagina 21 su questo aspetto che lui ha descritto di una sua sostanziale passività nei confronti degli altri, passività soprattutto nei confronti di Pacciani, e voi mi sembra che avete messo qualche dubbio su questa reale passività che lui descrive, e che sia una persona che anche su questo punto forse non la dice tutta. Questo emerge da qualche riscontro specifico che voi avete fatto con lui?
Sì, Cioè, Fornari. voi avete messo, non è un mero esecutore di ordini secondo noi, ma è qualcosa di più. Come mai vi è... Beh, il fatto che lui innanzitutto dica Pacciani stia attento a quello che fa, perché io sono stato buono e bravo fino adesso, ma se Pacciani alza il tiro lo alzo anch'io e lo sistemo per le feste. E l'ha detto con una grinta, diciamo, con un tono tale da far pensare che effettivamente lui è in grado di fare queste cose qua, non è che lo dica tanto per dirlo. E poi forse sono altri elementi? Quegli elementi, perché lui si è sempre, in quello che ha detto, atteggiato come, voi lo rimettete, mero esecutore di ordini o passività degli ordini del Pacciani. Su questo voi avete, almeno io leggo fra le righe, sì. avuto qualche perplessità. Sì, Lagazzi. Sì, perché nei colloqui abbiamo anche cercato di sondare comunque questa immagine di soggetto costantemente impaurito, passivo, che lui dava di sé, e l'abbiamo visto attraverso l'aspetto della empatia nei confronti delle vittime. Cioè lui ci ha detto in alcune occasioni che di fatto sapeva in anticipo il possibile verificarsi di determinati eventi, e poi comunque anche Delitti, per intendersi, no? sì, e anche successivamente a questi delitti comunque poi si continuava a accompagnare con le stesse persone che sosteneva avessero compiuto questi fatti. Cioè i suoi complici. Esattamente. Allora, noi gli abbiamo Sono le chiesto, domande che gli abbiamo fatto tutti, Certo, noi gli abbiamo fino chiesto all'incidente probatorio. perché lui non si fosse in qualche modo attivato, e lui ci ha reiteratamente sostenuto perché aveva paura del Pacciani, però nello stesso tempo abbiamo colto un altro aspetto, una totale, e questo ci ha sinceramente colpito, assenza di empatia nei confronti delle vittime. Nessun rimorso, fra l'altro. Assolutamente nessuno. E questo nell'immagine della persona passiva, timorosa, dipendente, sensibile che lui voleva dare di sé, assolutamente era del tutto incoerente, non ci stava. E quindi questo è un elemento che ci ha colpito. Un altro elemento che ha colpito è l'incoerenza tra questo atteggiamento, ripeto, mite, passivo, facilone, e una estrema attenzione nei confronti di piccole cose, di piccoli fastidi. Per cui ad esempio in tutti i colloqui parte del colloquio stesso era dedicato alle lamentele del Signore circa il fatto di essere stato svegliato presto per venire. Quindi molto attento ai suoi bisogni Estremamente attento ai suoi bisogni spiccioli, e quindi tutto questo ci dà un'immagine diversa da quella della persona sensibile, timorosa, che lui voleva dare di sé. Io vorrei approfondire un attimo il discorso di questa mancanza di rimorso nei confronti delle vittime che appare da questo esame, soprattutto per vedere di capire, se si può capire, penso sia difficile ma la domanda la faccio lo stesso, quale era la motivazione per cui lui poteva andare a fare questi delitti, al di là se ha qualcosa a che fare con la perversione, o se su questo non possiamo rispondere, o se, è una domanda ovviamente, o se l'unico discorso che avete potuto percepire è quello di essere dovuto andare, minacce eccetera. Si riesce a capire qualcosa circa la sua partecipazione a questi omicidi, al di là, così come la racconta, al di là del fatto che dice di essere stato minacciato e costretto, per capire se aveva un movente o un qualcosa di personale o qualcosa di legato alla sua particolare perversione, o se su questo non possiamo dire nulla, e eventualmente perché, se non ci ha dato spazio o non siamo capaci noi di... Sì, abbiamo pochi elementi in mano. Se partiamo dal presupposto che lui ci ha dato quello che ha ritenuto di poterci, di doverci dare, no? E quindi ci ha presentato una personalità che non è la personalità vera, autentica del Lotti, ovvio, perché lui dà importante la sua strategia, che è diversa da quella dei periti per ora o noi degli di autentico indagatori. abbiamo quella perversione nei limiti che è stata accertata. Esatto. Non abbiamo per esempio al test delle risposte direttamente denotanti aggressività, Ecco, allora sadismo, non ci sono. come si spiega questa mancanza di rimorso apparente? È vera o è simulata innanzitutto? Se si È può dire. sicuramente vera, lui è talmente ripiegato sugli affari suoi che proprio non ha nessuna emozione. Anche al test d'altronde non viene fuori nessuna risposta di colore,
ripeto adesso. Quindi è un rimorso. Cioè È un rimorso è una mancanza di rimorso autentica. Sì, lui non c'ha, probabilmente non possiamo escludere che lui abbia sofferto molto da bambino e da ragazzo, perché la sua vita è una vita di ragazzo solo, non compreso, almeno lui così ce la racconta, stigmatizzato in un certo modo ferocemente dalla mamma, la sorella tuttora non lo ignora, non lo guarda, non ha mai avuto affetti, sentimenti a parte questa Filippa, eccetera, eccetera. È un po' un cane sciolto, no? Quindi è probabile che lui abbia sofferto molto e abbia imparato che per sopravvivere bisogna prendere le emozioni e metterle nel cassetto. La realtà è che le emozioni con noi non sono venute fuori, sono tutte accuratamente rimorse, anche al test di Rorschach, dove non viene fuori nessuna risposta di colore, per esempio. Quindi lui non tira, non possiamo dire se è nato così o se è diventato così, secondo noi è diventato così in seguito alle sue esperienze di vita. Certamente lui da un punto di vista dell'affettività è piattissimo, non c'ha risonanza, non c'ha rispondenza, non ha mai modificato, a parte queste puntate di irritazione contro Pacciani, no? Non ha mai avuto oscillazioni emotive durante i colloqui, è sempre stato molto molto piatto, e anche quando si preoccupava dei suoi disturbi non se ne preoccupava in maniera autentica e genuina. Diceva di essere preoccupato, recitava la sua preoccupazione perché era funzionale all'atteggiamento difensivo, che era quello di dirottare l'attenzione dei consulenti, no? Ma non c'era la preoccupazione di avere qualcosa che veramente poteva essere anche grave. Ancora una domanda, io ho cercato di farla, ma mi rendo conto che è difficile la risposta, provo in altro modo. E cerchiamo di astrarre il racconto fatto dal discorso che Lotti ci fa: mi hanno minacciato, sono dovuto andare. Esaminiamo solo la sua perversione o comunque questo suo aspetto patologico dal punto di vista sessuale. È sufficiente, o comunque questo tipo di patologia ha qualcosa a che fare, o è possibile legarla alla partecipazione come movente ai delitti, o siamo lontani un miglio? Cioè si può spiegare, può avere avuto una concausa, può essere stato un elemento che lo ha indotto a partecipare a questo tipo di operazioni? Ragazzi, dunque noi abbiamo tratto una serie di ipotesi cliniche sulla base dei dati che abbiamo avuto. Mi riferisco. Ovviamente con tutti i limiti delle ipotesi cliniche, quindi sottoposte, come dire, a possibile falsificazione. Solo il suo racconto e la sua confessione, non abbiamo... Esattamente. Sicuramente l'immagine che abbiamo avuto è quella di una persona fredda, affettivamente, come diceva il professor Fornari, piatta, con un fondo in realtà di non esplicitata verbalmente, ma presente aggressività, tra l'altro anche nei confronti delle donne. L'immagine l'abbiamo citata a pagina 18 della frase: le donne ti possono fregare, non mi metterò mai più con una donna. L'immagine di un rapporto connotato da un lato da dipendenza, come lui riferisce nei confronti di Pacciani, ma dall'altro anche da, a sua volta, aspetti di tipo aggressivo, aspetti di tipo voyeuristico che sono usciti anche ai test. Quindi, integrando tutti questi elementi, si può ritenere che quanto lo stesso signor Lotti ci ha riferito in merito alla sua partecipazione ai delitti può essere considerato coerente con la sua personalità e con le sue istanze di tipo perverso. Mi sembra, fra l'altro, citate voi a pagina 18 una frase che sarebbe sempre venuta da lui nel momento del colloquio, forse in sintonia con quanto avete detto finora, mi interesserebbe saperlo. Dice: non sono mai stato capace di far godere una donna. Ricorda il contesto in cui venne fuori questa frase e quanto questa frase è coerente con l'analisi che avete fatto. È a pagina 18, se non sbaglio. Sì, qua è venuto fuori spontaneamente questa frase, ricordo molto bene questa frase. Lui parlava del suo rapporto con le donne e a un certo punto è sbottato in questa frase, esplicitamente. Allora gli abbiamo letto la deposizione della Filippa che gli dava 3 e lui ha ammesso che è un buon voto 3, insomma, ecco, è un buon voto.
Quello che lui ha detto senza che noi lo sollecitassimo in nessun modo è l'altra frase: io non ho mai fatto il guardone, la cosa non mi ha mai interessato. E invece? L'abbiamo messa lì, excusatio non petita, nessuno gli ha chiesto niente, non gli ha chiesto niente di questo suo eventuale partecipazione a questi fatti, no? Certo che lui, in linea di massima, che questa personalità, questo soggetto, sia un soggetto che va a fare il guardone, ci sta benissimo, se ha delle perversioni, come mio un voyeurista, che sia uno che si masturba da solo in compagnia mentre vede certe scene, non c'è bisogno di scomodare tanta psicologia, questa è una cosa quanto mai comune e frequente su tutte le colline d'Italia, anche fuori d'Italia. Sono migliaia le persone che fanno questo mestiere qua. Che lui abbia delle istanze anche aggressive, distruttive, questo è possibile. Lui fondamentalmente c'è la morte con le donne. Con noi ha cercato di addolcire un po' la pillola, ma tutto quello che gli è successo nella vita l'ha portato alla conclusione che della donna non ci si può fidare, la donna è un essere pericoloso da cui bisogna stare ben attenti perché le donne ti fregano, ti sfruttano, ti usano e poi ti buttano via. Insomma, questa è la sua idea della donna fondamentalmente, e quindi è possibile che la sua omosessualità sia anche un'omosessualità di rifugio, di tipo regressivo, di tipo riparatorio, chi lo sa, e qui bisognerebbe che lui raccontasse meglio le sue faccende. Lo dice che io non ho una grande considerazione delle donne, cioè sono un po' delle cose che lui fondamentalmente disprezza, che lui se riesce usa, ma intanto non riesce manco ad usarle queste donne, perché a parte con la Filippa con la quale è riuscito a fare qualche cosa, dice lui, però la Filippa gli dà 3, e quindi voglio dire qua c'è qualcosa che non funziona in questa storia, perché se la Filippa gli dà 3, allora è lui che dice che è una sua fantasia quella di questo grande amore con la Filippa, che le cose vanno molto bene, perché se la Filippa è attendibile, dice che gli dà 3, vuol dire che lui non è poi quel grande maschio che riesce, no? A fare certe cose. Poi ci ha colpito anche questo fatto, per esempio, che lui portava le ragazze, viene fuori per testimonianza, sulla piazza degli Scopeti. Ce lo dice la Bertalesi Alessandra. Ecco, se questo è vero, certo che così qui hanno detto un po' entrambi, quindi noi non c'eravamo, dobbiamo prendere per prendiamo per buona, un po' di perversione c'è in una cosa di questo genere qua. Il tornare su quel luogo, portarci una donna dove magari lui non ha fatto niente, ma l'ha saputo, l'ha sentito, non lo so, l'ha letto, mettiamo che lui non c'entri niente in questi delitti, però portare una donna alla piazza degli Scopeti e dire facciamo le nostre cosine qua, poi come si sono svolte lo raccontano i ragazzi questi fatti, tra l'altro. Lo raccontano entrambi e quindi danno motivo di crederli. Ecco, è un po' perverso, è un po' sadico questo atteggiamento voler verso... andare proprio lì. È un po' un uso sadico della figura della donna, insomma, ecco, no? Allora tutto questo in tema di, mi rendo benissimo conto che la domanda è difficile, la risposta è ancora più difficile, in tema di movente personale della partecipazione a questi delitti può dirci qualcosa? Come compatibilità? Fornari, in linea di massima c'è una compatibilità, lui ha molti tratti da serial killer, da perverso, ce li ha i tratti, ce li ha, ma non è mica l'unico, cioè guai se facessimo questo discorso qua, che siccome ha alcuni tratti, questo è un serial killer, ha fatto certe cose, per carità, sarebbe un suicidio della psichiatria e della psicologia, è al contrario. Cioè, c'è una compatibilità? C'è una compatibilità, psicologicamente parlando c'è una compatibilità tra quello che è accaduto lì e una sua partecipazione, solo lui sa qual è stata la sua partecipazione. Ci può essere un movente personale indipendentemente da quel racconto che ci fa, dice mi hanno costretto. Sicuramente, lui ha un suo vissuto autonomo nei confronti della figura femminile, lui queste cose delle donne le pensa in quanto Giancarlo Lotti che ha avuto una serie di esperienze negative con la mamma, la sorella e le donne, questo indipendentemente da quello che è successo. Avessi visto nel mio studio Lotti Giancarlo e mi reso conto di queste cose qua, avrei detto va bene, una persona che ha dei problemi sessuali, di rapporto, cioè non c'è nessuna possibilità di agganciare questa tematica a qualcosa di imposto a qualcun altro, lui è autonomo in questo, lui ha una sua problematica, no?
che è quella che abbiamo illustrato, se poi lui l'ha manifestata, l'ha espressa attraverso questi delitti, semplicemente facendo da spettatore o intervenendo attivamente in questi delitti, è cosa che noi non possiamo tirar fuori dalla clinica. Certo. Chiarissimo. Io non ho altre domande, grazie. Cioè, ovviamente sulla consulenza Lotti, poi abbiamo la... Capisci? Avvocato Colao, di parte civile. Professor Fornari, nel vostro esame avete saputo o avete potuto riscontrare nel soggetto esaminato quali erano i suoi risvolti psicologici nei confronti della figura paterna? Sì, abbiamo Ammesso che non sia stato... poca roba mi pare che ha detto del papà. Chiedo scusa, ragazzi, non abbiamo compreso, figura paterna o materna? Paterno. Paterna, Paterna, grazie. paterna, perché non si è parlato del padre. Qua, a pagina 14. Sì, il papà era severo, sì. Sì, si era dipinto un po' come un rompiscatole, papà, nel senso che papà lo tampinava, insomma, no? Papà guardava che ora usciva, che ora rientrava, lui ha questo ricordo, un papà un po' incombente, ecco, un po' noioso, ecco, uno che lo teneva chiuso, che non lo lasciava andare in giro. Vedete, questo è un tema su cui lui torna parecchie volte, di essere cresciuto molto isolato, in una situazione di grande chiusura, perché il papà non era severo e lo teneva sotto controllo continuo, la mamma era molto religiosa e quindi gli diceva mi raccomando, guarda quello che fai, quindi in quel senso lì ce n'ha parlato, non altro. Quindi un padre oppressivo che con la sua personalità può avere contribuito a creare questo soggetto così come ce lo troviamo davanti oggi. Oh sì, beh, spesso in questa tematica, non so, dell'identificazione sessuale e sociale di una persona, il ruolo del padre e della madre è fondamentale, determinante. Certo, un padre troppo duro, troppo severo, un padre castrante crea dei grossi problemi per quanto riguarda il senso e la sicurezza della propria identità sessuale. Come un padre troppo debole, femminilizzato, ipovirile, crea problemi di altro tipo, insomma, certo. Anche qua però sono dati che noi diamo così perché non possiamo... Certo, no, va bene professore. Va bene, già spiegato prima, va bene. È stato molto esauriente e la ringrazio. Dicevo, anche se forse la domanda può essere, diciamo, la mia domanda piuttosto sintetica e pragmatica, però se lei dopo questo esame potesse dare una valutazione del quoziente di intelligenza di questo soggetto, come lo classificherebbe? Non so, fra ottimo, buono, normale, sufficiente o insufficiente? Ecco. Ma diciamo più, mi preoccuperei più della sua efficienza intellettiva. Lui forse ha un quoziente intellettivo ai limiti della norma, insomma, ecco, diciamo lievemente inferiore alla norma, se proprio uno vuole vedere il dato quantitativo, però è uno che sa usare la sua intelligenza. Allora il nostro discorso oggi si rivolge più su questo versante. Non ci interessa tanto il valore del quoziente intellettivo, in tutti i casi, in tutta la clinica, no? Quanto piuttosto capire come il soggetto usa quello che ha. Allora possiamo avere un insufficiente mentale, lieve, medio lieve, insomma non grave certamente, no? Che usa nella vita pratica, nella vita di tutti i giorni, usa la sua intelligenza meglio di un genio o di un intellettuale, di un teorico, di un Pico della Mirandola, insomma. Quindi a un certo punto noi abbiamo osservato che lui sa usare molto bene l'intelligenza che ha e quindi diciamo che ci è interessato molto meno misurarla. Grazie professore, non altre domande? Avvocato Pellegrini, parte civile. Dalla indagine da voi condotta, vi siete potuti
convincere o perlomeno avere qualche indicazione circa la possibilità che Lotti abbia raccontato quello che ha raccontato, detto a voi e detto ancora più interessantemente per noi all'istruttore, per una qualche mitomania, per un qualche interesse a rendersi protagonista, o avete avuto la sensazione che pur costretto dalle circostanze abbia detto quello che in realtà poteva essere a conoscenza? Ragazzi, direi che nei colloqui esperiti il comportamento del signore è stato l'esatto contrario di quello, diciamo, proprio del cosiddetto mitomane, poiché è stato reticente, ha eluso molte domande, ha limitato le sue risposte, è stato molto attento a quello che diceva, quindi direi che non abbiamo trovato nessunissimo aspetto proprio della mitomania, ma anzi l'esatto contrario. La ringrazio. Altre domande? Difensore? Vado Filastrò, difensore di Vanni. Mi rivolgo a tutte e due Sì. periti. Voi all'inizio, nella premessa della vostra relazione, definite l'arma degli omicidi Foggi di Nuccio analoga a quella dei delitti precedenti. A che pagina, avvocato, scusi? È proprio Sì, pagina 3-4 agli inizi. agli inizi. E cosa facciamo? La definite analoga. Scusi, quale? Gliel'ho detto. Foggi di Nuccio. Omicidio Foggi di Nuccio, voi dite, vennero entrambi uccisi nell'auto con arma da fuoco analoga a quella dei delitti precedenti. È a pagina 3, terzultimo rigo. Voi lo sapete a che cosa avevate ricavato questo dato rispetto all'analogia dell'arma? Credo che sia un semplice la lettura degli atti. Chiedo scusa, avvocato, credo che questo concetto di analogia in realtà non facesse riferimento a uno studio nostro balistico e così via, ma unicamente, anche perché siamo psichiatri e non periti balistici né nulla, credo che facesse semplicemente riferimento al fatto che era anche essa un'arma da fuoco, quindi direi è da leggere in senso pleonastico. Quindi non è, diciamo, ecco, per precisione di verbale, il termine analoga non fa riferimento a una conoscenza circa le specifiche caratteristiche dell'arma o circa analogie specifiche tra essa e quella dei delitti precedenti. Mi permetto di precisare che era riferito al concetto di arma da fuoco, quantomeno io lo interpreto così, perché sinceramente non ci siamo mai posti il problema ovviamente di studio di aspetti che comunque esulavano dalla nostra consulenza. Quindi questa è unicamente una sintesi che era stata fatta, nulla di più. Quindi è esatto concludere che nella vostra valutazione dei fatti e delle circostanze, prima di esaminare il Lotti, voi non sapevate, non avevate con la perfetta percezione del fatto che tutti i delitti avvenuti a Firenze e nei dintorni di Firenze dal 1968 al 1985 sono stati commessi con la stessa arma, non con un'arma analoga, con l'identica arma da fuoco, proveniente evidentemente dalla stessa fonte. Questo voi lo ignoravate in sostanza. Non è stato... Sì. Non l'avete considerato. Sì, possiamo rispondere a due voci dicendo era un elemento che non interessava ai fini dell'esame clinico del Lotti. Sì, ora poi spiegherò la ragione per cui io faccio questa osservazione. Con un'altra domanda successiva. Com'è? Domande? Certo, Presidente, ce ne ho 38. L'affermazione secondo cui il nuovo tipo di indagine
È un'affermazione contenuta a pagina 5 della vostra relazione. Il nuovo tipo di indagine, basato sulla identificazione di soggetti potenzialmente simili all'ipotetica autore, sia stata avviata nel 1989, ecco, anche questo vi risulta sulla base di quali dati, di quale studio, approfondimento delle analisi e delle indagini sui delitti del mostro di Firenze? Ragazzi, abbiamo semplicemente fatto una sintesi degli atti. Tengo però a precisare che il nostro compito non era quello di una ricostruzione degli atti attribuendo ad essi una valenza criminologica, uno studio criminologico in quanto tale. La nostra è stata, ripeto, eminentemente un'indagine clinica su Lotti. Chiedo al collega se ha un parere diverso. No, niente. Quindi nella sostanza voi non avete esaminato, non eravate evidentemente nemmeno a conoscenza della esistenza di un'analisi fatta dall'equipe di Modena che fa capo al professor De Fazio sui delitti del mostro di Firenze. Voi non l'avete esaminata, nemmeno vista? Abbiamo desunto dalla documentazione in atti, ragazzi, la esecuzione, perché era citato in parte degli atti, ma non abbiamo esaminato la relazione in quanto tale, la esecuzione di diverse perizie eseguite dai colleghi di Modena su queste vicende. Che sono precedenti al 1989. Noi abbiamo riferito qui a pagina 5 nel 1984 e 85 come documentato in atti, l'abbiamo desunto dalla documentazione. No, se mi permette, quando voi fate questa affermazione vi riferite non all'analisi fatta dal professor De Fazio, ma ad un'analisi diversa avvenuta nell'ufficio della polizia che ha dato come punto di riferimento Pacciani. Questo è il vostro discorso, che poi dopo fate riferimento a Pacciani. Le indicazioni dell'equipe del professor Di Fazio non davano nessun riferimento a Pacciani. Quindi, ripeto, da quello che risulta da quella vostra relazione, sembrerebbe che questa analisi fatta all'equipe del professor Di Fazio vi fosse praticamente, l'avete letta in sostanza, vorrei sapere. No, comunque mi perdoni avvocato, noi a pagina 5 non facciamo nessun riferimento al signor Pacciani. Sì, lo fate in un momento successivo, comunque facendo riferimento proprio, se vuole si legge. Cioè nelle righe attinenti alla relazione di Modena, avvocato. Vede, differenti selezioni di autori di reato consentino di isolare con sorprendente reiterazione il nominativo di Sì, elementi però successivi rispetto alla citazione della relazione dei colleghi di Modena che avevamo trovato citata in atti, quindi. Sì, comunque voi state parlando del 1989, con la chiusura delle indagini attenenti alla cosiddetta pista sarda, venne avviato un nuovo tipo di indagine. Ecco, questo è il punto, dicendo che questo nuovo tipo di indagine venne avviato nel 1989, voi dite una inesattezza, perché già in precedenza questo tipo di indagine era stato avviato attraverso l'incarico affidato all'equipe. Vabbè, non l'hanno visto quella. Comunque, ragazzi, non si può fare un torto. Vuoi fornire tu? Sì, ce ne scusiamo, ma è assolutamente irrilevante rispetto agli obiettivi che noi perseguivamo. Professore, mi scusi, sarà certamente irrilevante rispetto agli obiettivi che voi perseguivate, ma non è irrilevante rispetto ad una vostra conclusione. Che è quella contenuta a pagina 26. No, scusate, Al momento in cui voi mi tocca saltare, perché voglio dire l'obiezione che mi stava fatta mi costringe a saltare un po' l'ordine delle mie domande. Nel momento in cui voi affrontate un tema che fra l'altro non è nemmeno nei quesiti, sulla attendibilità
di un certo Pucci, ma quindi questa è una cosa che riguarda Pucci fra l'altro, non ha a che fare specificamente la perizia su Lotti, quindi preferisco questa domanda farla nel momento successivo. Ma voglio dire, mi risulta, almeno a me, dalla lettura complessiva della vostra relazione, che voi partite da un presupposto di fatto, che è il presupposto di fatto, secondo me, preconcettuale, della colpevolezza di Pacciani. Ecco, è per questo che vi ho chiesto, lo vedremo dopo affrontando altre situazioni, se per caso avevate approfondito il tema del processo Pacciani. Presidente, scusi, se Che c'è abbia una capito domanda- io, scusi avvocato, che abbia capito io, loro partono dalla dichiarazione del Lotti e la versione del Lotti, buono o cattivo che sia. Comunque forse è meglio fare delle domande, no? Facciamo le domande. Facciamo no? domande. Sì, ma era un'obiezione, mi era stata fatta, io cercavo di A noi ci spiegare. serviva Benissimo, almeno sì, sì. fare L'hanno delle detto domande. prima, durante se sbaglio me correggete voi, per carità, siamo qui apposta. Ecco, a proposito quindi della eventuale passività del Lotti, con riferimento all'atteggiamento di Pacciani nei suoi confronti, vorrei sapere da quali dati estratti dal testimoniale e dalle carte che voi avete esaminato avete ricavato che, come si legge a pagina 6, molti compaesani del Pacciani ne avessero Non mi faccia parlare di tempi No, ora persi. non entriamo Voglio dire, io subito, sto facendo questo. delle domande abbastanza chiaramente. Bene. Se lei vuol fare delle opposizioni, le faccia, ma non mi disturbi con delle interruzioni in questo modo. Abbia pazienza, non mi sembra corretto. Mi scusi se glielo dico. Va bene, avvocato, abbiamo capito. Andiamo. Ecco, questi testi Iandelli, Bruni, Faggi, Vanni, va bene, Faggi, Vanni, può darsi, ma i testi Iandelli e Bruni in che senso sarebbero stati reticenti o mendaci a favore di Pacciani? Ragazzi, il riferimento è quello che noi diamo, cioè la documentazione attinente al processo tenutosi presso la Corte d'Assise di primo grado di Firenze. E in particolare, se ben ricordo, noi avevamo visto poi la sentenza, se ben ricordo piuttosto cospicua, che faceva riferimento a questi elementi ed era quella che c'era stata data. Ecco, quindi voi avete fatto benissimo, risposta per me soddisfacente. Voi avete fatto questi riferimenti agli aspetti generali della vicenda e al processo, avendo come punto di riferimento e punto di valutazione fondamentale la sentenza di primo grado, così. Sì. Possiamo confermare? Sì, sì, Sì. La sentenza di primo grado. Non l'abbiamo dietro, ma l'abbiamo. Benissimo. Sentenza di primo grado, sì. Ecco, e da questo punto di vista non avete letto la sentenza di secondo grado? È stata annullata. Comunque, ragazzi, rispondo che non abbiamo letta. Mi permetto di ribadire comunque che la nostra è stata un'indagine sul signor Lotti, non una ricostruzione criminologica generale. Ho capito. Vediamo il meno possibile. Però ci sono degli aspetti abbastanza originali nella vostra relazione, uno dei quali è contenuto a pagina 6. E io appunto vorrei sapere da quali dati ritenete possibile l'ipotesi della presenza di un complice identificata nella attribuzione allo stesso del compito di tenere la lampada. Evidentemente era scritto negli atti che abbiamo letto. Cioè nella sentenza di primo grado? Abbiamo visto quella fondamentalmente. Sì. Abbiamo visto quella. Adesso bisognerebbe avere in mano la documentazione che abbiamo visto, che è rimasta a casa però. Perché il procuratore ci ha fotocopiato dalla documentazione che ci ha consegnato la sentenza fondamentalmente, abbiamo guardato noi, sì. Insomma, la vostra valutazione, diciamo così, dell'antefatto è avvenuta soltanto su quelle carte che vi ha fornito il procuratore? Così. È un consulente dei piedi. Sì, sì, ma lo so benissimo, ma grazie Avvocato Curandai la precisazione. È ben per questo che all'inizio delle mie richieste io ho fatto una richiesta di perizia d'ufficio.
Ed è proprio questo a cui volevo arrivare, a definire questa relazione di parte del pubblico ministero. Ti ringrazio, avvocato Brandè. C'è la norma. Sì. Siamo in polemica perché non c'è motivo. Prego, avvocato Filaston. Grazie Presidente. A pagina 7 e 8 riferite alcune dichiarazioni di Pucci, anche lui da voi esaminato. Queste dichiarazioni di Pucci, che fanno riferimento all'antefatto, alla sua presenza sui luoghi, eccetera, che le ha ripetute davanti a voi anche? Scusi, Pucci l'ha ripetuto Lotti? No, Pucci. Oh, Pucci no, Pucci è la seconda perizia, Pucci è stato No, ma di un siccome super sintetico. ti cito, mi scusi professore, perché ne parlate qui in questa sede? Cioè dire, a pagina 7 e 8, voi fate riferimento ad alcune dichiarazioni di Pucci. Io semplicemente volevo sapere se la fonte di queste dichiarazioni era diretta vostra. No, assolutamente. No. Beh, grazie. Anche perché noi Pucci abbiamo visto qualche mese dopo, mi pare, un mese o due dopo Lotti. Bene. Nulla si parla di Pucci. A proposito dell'esame di tipo morfologico che voi avete fatto sull'Otti, a un certo punto fate riferimento ad un incremento di enzima epatico, incremento riscontrato del gamma GT, e dite che di una certa entità, ma senza quantificarlo. Non è che per caso nei vostri appunti voi avete un dato numerico al quale fare affidamento? Dunque, ragazzi, avevamo fatto fare esami precisi, quindi se ci consente di esaminare. Dovrebbe essere allegato. Certo. Ci sono gli analisi di laboratorio, penso che siano questi, fate riferimento a questi. Sì, Sì, avevamo fatto effettuare le indagini presso un laboratorio d'analisi, quindi c'è un risultato preciso. E alcune sono di Lotti stesso. Cioè Lotti ci ha portato degli esami e noi li abbiamo tutti quanti allegati alla nostra relazione. Poi abbiamo Quindi fatto... autonomamente voi non li avete fatti? Sì, poi abbiamo fatto noi degli esami autonomi. Uno dei quali sembrerebbe proprio questo delle gamma agite. Sì, sarà allegato alla relazione. Ce l'ha il Presidente? sì, ecco, non so se è questo, eccolo qua, guardate. Sì, ma sa com'è. È quella lì. Prendi tu. Ah sì, ha ragione avvocato, certo, sono i nostri esami questi. Valore aumentato del gamma GT. Sì. Sono quelli che abbiamo fatto fare a Genova, sì. Sì. Sì, è un bevitore, Lotti è un bevitore. Ecco, che rasenta l'alcolismo. La cronica intossicazione non ha disturbi neurologici e psichici da cronica intossicazione, potrebbero essere così, un fegato un po' sofferente, sì, che può essere dell'abituale, di quello che beve da molto tempo, di quello che sta andando verso la cronica intossicazione, sì, però non ci sono segni chiari di... sapendo però che beve come minimo 2 litri di vino al giorno. Dunque, lo sappiamo, scusi, da cosa lo sappiamo? Dalla relazione c'è scritto 1 litro. Come? Perché legge 2 dove c'è scritto 1 litro 1? a pasto. No, leggiamo. Facciamo proseguire l'avvocato. Sì, ho capito Presidente, però non si può, capisci? scusa, 2 litri al giorno. Quella è un'opinione sua, ora vediamo se troviamo il la riscontra in qualche modo. Allora, pescare, io ho letto 1 litro a pasto. Ora i pasti almeno sono 2, salvo le petit déjeuner, come dicono i francesi, ma insomma, bebe 2 litri. Comunque. Va bene, risposta. Ragazzi, vorrei però precisare che gli stessi esami di laboratorio che abbiamo fatto, con eccezione di questo singolo elemento, non hanno dato elementi indicativi di una significativa sofferenza epatica. Le transaminasi sono risultate nella norma, non abbiamo ipoproteinemia, non abbiamo inversione del rapporto proteico.
ai test psicologici non abbiamo elementi indicativi analoghi a quelli propri dei pazienti affetti dall'alcolismo cronico, non abbiamo sintomatologia neurologica, quindi clinicamente sulla base di tutti questi elementi possiamo dire che al di là di questo singolo elemento oggettivo di incremento di questo enzima, tutti gli altri elementi clinici indicativi di alcolismo cronico non risultano confermati. Però scusi, si può dire che l'incremento di questo enzima è uno dei test più specifici per quanto riguarda la questione dell'eventuale alcolismo di un soggetto oppure no? È vero, no? Voglio dire. Diciamo che nei pazienti con problematiche di etilismo cronico e sofferenza epatica questo singolo elemento trova riscontro, però nell'ambito di una costellazione di altri elementi tutti presenti, mentre in questo caso noi abbiamo unicamente questo singolo elemento, che comunque è indicativo di una sofferenza epatica, ma non di un quadro conclamato. Bene. A proposito della anamnesi familiare di Lotti, è vero che Lotti non vi ha saputo dire di quale malattia è morto il padre a 67 anni? Non è stato in grado di dirvelo? No, se così abbiamo scritto perché non ce l'ha detto. Pagina 13? No. Sì, lui dice, siamo noi che abbiamo scritto, che abbiamo capito che forse lui intendeva, esatto, l'abbiamo inferito noi, ma però lui non ci ha detto in maniera specifica. No, avvocato. Quindi non è stato in grado di riferirvi la ragione della morte del padre a 67 anni, quindi abbastanza giovane. E anche la vasculopatia cerebrale di cui è morta la madre, anche questa è una vostra deduzione. Esatto. L'abbiamo dedotto dal fatto che lui diceva che prendeva il giorno per la notte, si fissava sulla luce, faceva cose strane, però l'abbiamo anche questo inferito noi. Detto noi, sì. Cioè, scusi, la vasculopatia è un ictus in pratica? Un processo degenerativo, arteriosclerotico. O arteriosclerotico o demenziale, che colpisce il cervello e procede più o meno rapidamente. Però altrove riferite che il Lotti vi ha detto che la madre è morta in ospedale psichiatrico. Dove? Questo mi dice una cosa. Mi fa una domanda un po' particolare, non l'ho segnata la pagina, bisognerebbe trovarla. Vediamo se è nella consulenza, io non l'ho letto. Mi pare proprio di sì. Vediamo. Comunque, formuliamo una domanda in questo modo. Vi risulta che la madre sia morta in ospedale psichiatrico? Da qualche cosa? No, ma se l'abbiamo scritto vuol dire che... No, non c'è scritto. Non c'è scritto, no, a noi non risulta... Non ricordo. A noi risulta allora che l'ha dichiarato Lotti da qualche parte, questo è sicuro. L'ha dichiarato Vanni, Presidente, in questo processo. No. Vabbè, lo troviamo. Se lo dobbiamo contestare a qualcuno, ma certo che lo troviamo. A parte dovrebbe trovarsi anche qui. Troviamo. Lui dice che l'ha parlata troppo tardi in ospedale, noi pensiamo ospedale civile, in pronto soccorso, non so, neurologia probabilmente, tranne che ci sia un equivoco tra la neurologia e la psichiatria. Ma comunque nessuno l'ha detto. Però che lui specificamente abbia detto la mamma è morta in manicomio. Presidente, prendiamo l'onere di verificarlo attraverso la polizia giudiziaria, bene? Così risolviamo il problema dove e come è morto. Ce lo dirà Lotti anche dopo, quando lo sentiremo. Sì, ma sa, così evitiamo. Può intervenire spontaneamente per dircelo, certo, se vuole. Oppure dove è mancata la mamma perché magari è mancata nel reparto neurologico dell'ospedale tal dei tali, che è un'altra cosa rispetto al manicomio, il vecchio manicomio. Sarebbe importante. Sì, infatti non è chiaro che si tratti. Comunque sembrerebbe reparto neurologico o Io non ho capito da cosa sembra, Presidente. Sì, stiamo introducendo dei dati che non ci sono in nessuno degli atti di questo Ministero. La mia domanda è se loro hanno accertato di quale malattia è morta la madre del Lotti. Ma non era nemmeno nel quesito, come fa? Non l'hanno certo che non era nel quesito, però in generale quando si perizia un soggetto l'anamnesi familiare è molto importante, specialmente se questo soggetto si perizia sotto un profilo di carattere psicologico o psicopatologico. Ma hanno detto anche i consulenti che lui ha detto quello che ha voluto dire. Benissimo. È stato reticente. Certamente. Però ci si può informare anche altrove. Bene.
Voi a pagina 19 dite che Lotti ammette di essere un soggetto emotivo e labile. Voi lo ritenete tale anche voi? Labile nel senso che ha preso fuoco quella volta lì che parlava concitatamente delle accuse che gli muove il Pacciani, eccetera, eccetera. Sì, si è alterato in volto. Professore, sì. mi scusi, per inciso, per sua conoscenza rispetto agli atti di causa, il Pacciani non ha mai mosso nessuna accusa a Lotti. Proprio ha detto persino non conoscerlo. Ecco, ma comunque, questo per precisare le cose. Ma rispetto, a parte questa constatazione fatta da voi in questa sede, cioè di una particolare impulsività del soggetto nel momento in cui parlava delle accuse di Pacciani, voi avete accertato qualche altro episodio particolare? No, avvocato, no. Parlando con le persone che lo conoscono, la Filippa per esempio, vi ha parlato di un personaggio che prende fuoco facilmente? Non abbiamo parlato con la Filippa né con nessun altro, solo con Lotti abbiamo parlato noi. Ah sì? Non avete assunto informazione da nessun altro? Per esempio, quindi nemmeno dalle persone, dagli addetti responsabili di quella casa famiglia presso la quale lui viveva da 4 anni? No. No. Non l'abbiamo ritenuto necessario. Ma poi non erano requisito, non c'è manco autorizzazione a farlo. A pagina 20, a me basta sapere questo, nessuna interpretazione, professore, solo il fatto, materiale grafico, che voi virgolettate espressioni di Lotti di questo tipo. Se non dicevo nulla ero belle che dentro. Mi hanno messo davanti a dei contrasti e io ho dovuto ammettere qualche cosa, altrimenti me ne sarei andato in carcere. Sono parole testuali queste dette allora. Parole testuali, Grazie. avvocato. E altre parole testuali, anche queste virgolettate, sono queste riferite a voi. Io ho fatto spesso giri in macchina, ma non ho mai fatto il guardone, non mi è mai interessato. Se voglio una donna so dove trovarmela, non ho mai fatto niente del genere. Non so se Pacciani o Vanni facevano cose del genere. Io andavo con loro solo a fare le merende, poi non so niente. È testuale anche questo? Testuale. Grazie. A pagina 35 ho trovato una vostra annotazione molto interessante, per cui il Lotti non dice nulla di negativo riguardo a Vanni. Se fosse possibile uscire un po', come dire, è abbastanza chiara l'espressione, però se fosse possibile uscire un po' di più dal generico e riferire qualche espressione un po' più ravvicinata rispetto alla persona di Vanni da parte di Lotti, perché erano abbastanza amici, si conoscevano. Se ha espresso qualche considerazione, qualche genere. No, abbiamo scritto. Sì, sì. Dunque, ragazzi, io colgo qua a pagina 20, ad esempio, che il Signore riferiva in merito al Pacciani come faceva Vanni a sopportarlo, non lo so. Prima diceva, quando si facevano le merende, o pagava Mario o pagavo io. Ecco, ma Pacciani mai di sicuro, certo. Questo è certo, credo anche il testimoniale di stamani sulle questioni finanziarie di Pacciani abbia chiarito abbastanza bene questo punto. Grazie. Voi avete rilevato un fatto che direi fondamentale, cioè un atteggiamento non collaborativo di Lotti
Lotti non solo con riferimento a quelle che potevano essere il racconto che lui vi faceva delle questioni varie dibattute dal processo, ma anche con riferimento proprio specifico ai test che voi gli avete somministrato, il Rorschach e il TAT. Ecco, e voi, pare l'avete detto anche prima, avete parlato di una strategia di Lotti corrispondente a questo suo atteggiamento di nascondersi anche in sede di test. Se voleste essere un po' più precisi nel definire questa strategia. Ragazzi, l'immagine che noi abbiamo avuto dal soggetto è quella di risposte date in modo carente, ma in modo, diciamo, così carente da risultare indicativo di un protocollo non deficitario, ma orientato nel senso di una limitata collaborazione. Ad esempio, alla quinta tavola del Rorschach, che chiunque si occupi di Rorschach sa che è la cosiddetta banale per eccellenza, cioè quella che, per intenderci, viene vista e riconosciuta anche da soggetti con gravissime patologie, il soggetto ha invece mostrato un rifiuto, invece poi identificandola a un successivo esame. Questo, e lo cito come esempio, poi si potrebbe dire anche di altri elementi, è indicativo perché è presente tipicamente nei soggetti che sono consapevoli del fatto che questi test possono evocare delle risposte significative e indicative di loro aspetti della personalità, d'altronde questo era stato anche spiegato, e che tentano quindi di minimizzare, limitare le risposte, per l'appunto non sapendo quali risposte possono essere più o meno utili ai fini della loro espressione. Della loro strategia. Cioè dire, in sostanza, un atteggiamento attraverso il quale avete rilevato che questo signore, anche nel rispondere ai test, in qualche modo tentava di nascondersi. È così? Di dissimulare qualcosa. Sì, è stato preso secondo noi un po' alla, come si dice, alla sprovvista, no? Perché lui ovviamente può regolarsi nel colloquio, no? Ma come fa a regolarsi di fronte a un test questionnaire qua e dire certo. che risposte dare o no? Infatti sembrava. lui dice ma non saprei, ma forse, eccetera, eccetera. Cioè lì si vede, si muove su un terreno minato, insomma, per cui non sa che cosa serve quel test. E allora prende tempo, dilazione alle risposte, fa tutti questi lunghi tempi di latenza, ci sono lunghi tempi di latenza tra l'altro. Ma volevo dire, visto che lui sostanzialmente, perlomeno così viene descritto, come un imputato confesso, che cosa nascondeva lui con questo atteggiamento secondo voi? Noi l'abbiamo visto, io non so quanto lui avesse detto poi dopo col procuratore, noi l'abbiamo visto a settembre, non so che punto fosse delle sue confessioni. Molto avanti, glielo posso garantire. Molto avanti. Altro che quasi alla fine. Noi sapevamo nulla di tutto questo. Quasi alla fine. Che fosse... non lo sapeva lei questo, professore? No, che fosse impaurito da qualcosa che stava accadendo intorno a lui in quel periodo, ma non lo sappiamo. Che lui volesse presentare di sé l'immagine più neutrale, dicendo le cose a questo punto le ho dette, forse vanno potrebbe bene. darsi che lui volesse, come dire, impedire che voi vi accorgeste che aveva raccontato delle fandonie. Vabbè, ipotesi del Tutto è possibile, grazie. tutto è possibile. Grazie, professore. Volevo chiedere questo, professore. Poi un'ultima domanda, così ho finito. Mi dicono, perché io non sono per niente del mestiere, che esiste un test che si chiama MMP, inventario multifasico di personalità Minnesota, nel quale è compresa l'L, la scala della menzogna, la E, la scala della contraffazione negativa, la K, coartazione difensiva. Ai fini di questo problema, al quale accennavo nella domanda precedente, potrebbe essere utile fare un test di questo genere a Lotti?
noi avevamo elementi sufficienti per non farlo, anche perché è lunghissimo come test, è difficile capire magari la È formulazione. lunghissimo anche un simboli. ergastolo, professore. Non ho capito. È molto lungo anche un ergastolo. Sì, che- beh, certo, ha ragione. voglio dire, potrebbe c'è anche una essere. forma ridotta in effetti del Minnesota. Diciamo che a noi bastavano questi elementi qua, ci è sembrato di non dover farlo. Personalmente io lo uso pochissimo il Minnesota, non so ragazzi quanto lo usa. Gli americani sono dei fanatici per il Minnesota. Non so se dà tanti elementi in più rispetto a quello che possono dare un Rorschach con TAT e a un contesto clinico, un discorso clinico. Voglio no? dire, è esatto che da un punto di vista intellettivo è un po' più puntuale quel test rispetto ai test che voi avete usato, che sono, come voi stessi dite, proiettivi, vale a dire fondati sul profondo, sulla psicanalisi. Ragazzi, diciamo che il test MMPI, che peraltro neanch'io uso, ne ho fatto grande esperienza quando lavoravo in ospedale militare, mi sono reso conto che ha molte carenze poi dal punto di vista proprio della fruibilità concreta in sede clinica. Devo dire che dei test proiettivi danno sia indicazioni sulla struttura della personalità del profondo, sia, integrando i dati di tipo quali-quantitativo, anche danno indicazioni sul livello intellettivo. Sicuramente qualunque test, teoricamente si potrebbe fare a qualunque persona tutti i test possibili. Nella pratica clinica peritale si effettuano i test di comune somministrazione, proiettivi in questo caso erano indicati, non si è ritenuto utile somministrare l'MMPI, test che comunque, ripeto, presenta in sede clinica e forense anche una serie di possibili controindicazioni. Forse bisogna specificare un po' bene qual è la nostra visione della clinica. Ci sono molti di noi che ritengono di poter dare delle misurazioni obiettive alla psiche umana. Noi siamo assolutamente convinti che questa è una fandogna, non è possibile farlo, è nostra conduttrice la clinica e quindi noi ricaviamo tutti i nostri elementi dall'osservazione clinica, dopodiché usiamo a corollario, a complemento utile, ma non necessario, tantomeno indispensabile, dei test che però vediamo un po' come ancelle, insomma, della clinica. Ho Invece capito. molti nostri colleghi effettivamente, e qui capito. c'è un po' il divario tra psichiatri e psicologi clinici e forensi, questo è certo. un discorso che porta un po' fuori però. Certo. Professore, un'ultima domanda a lei, professor Fornari, che ho letto con molto piacere un suo libro sui serial killer, in particolare su 3 storici serial killer. Ecco, nella casistica che lei certamente ha studiato, generale, le è mai capitato di riscontrare, osservare delitti come quelli seriali di cui ci occupiamo, commessi da un gruppo di 4 o 5 persone? 3? No, da 2 persone sì, 2 americani, uno omosessuale e l'altro eterosessuale, Certo. sì, su coppie, ma che conosce bene anche lei. Si chiamano Toll, come si dice, i signori Toll e l'altro Lucas. Lucas e Toll, che fanno delle cose orrende, però ognuno per conto suo 300 sulla sua, persone uccise, vero? E ognuno per conto suo sulla aveva sua il suo vittima, tempo. esatto. Grazie. Così di gruppo no. Se uno vuol mettere l'omicidio di quello di Manson, non lo so, però Quello è una è un'altra faccenda, quello, no? Robe così no. Grazie, professore. Prego, avvocato. Presidente, Avvocato Bertini, Presidente. Cosa? Scusi, avvocato. Una sola domanda, scusate. In base alle verifiche che avete effettuato, ai dati che avete esaminato, si può arrivare alla conclusione che Lotti Giancarlo è capace di uccidere e di uccidere con quell'efferatezza con cui sono stati commessi questi delitti? Ragazzi, non siamo in grado di rispondere a questa domanda perché non abbiamo elementi clinici tali da poter rispondere in senso positivo o negativo in modo motivato. Cioè, se Lotti dicesse che ha fatto queste cose, noi potremmo dirle, in base alla nostra clinica, se quello che lui dice è compatibile
con la clinica, no? Cioè noi facciamo il procedimento all'inverso, non possiamo dalla clinica addebitare comportamenti, ma partiamo da comportamenti per vedere se la clinica ci dà delle spiegazioni su comportamenti che sono comunque pacifici, sono confessati, sono accertati, no? Perché fare un discorso così, allora voglio dire, anch'io potrei essere uno che fa queste cose, Certo. Come si fa? Cioè tutti noi possiamo esserlo, in linea di massima, non c'è limite insomma alla crudeltà e alle perversioni umane. Quindi Lotti non è che faccia un'eccezione sotto questo profilo, lui ha questa faccenda specifica con le donne, come abbiamo cercato di illustrare, no? Ma che questo consenta di fare l'altro passaggio per cui si può dire, avendo questo chiodo fisso sulle donne, con le donne e contro le donne, lui ha fatto certe cose o ha partecipato a certe cose, noi certo non possiamo dirlo. Grazie. Questa c'è da sentire anche sul Pucci, vero? Sì, Presidente. Ecco, qua, secondo lei è lungo o non lungo l'esame? No, Si deve fare uno stop oppure... Si potrebbe continuare. Vabbè. Presidente, io devo fare una sola domanda. Lei? Anche per i periti uno stop, Presidente. Meglio. I periti so che hanno la necessità di andare via molto presto perché hanno un impegno a Genova nel pomeriggio. Allora 5 minuti e poi si ripiglia. Va bene, facciamo così. Presidente, io ho 10 una sola minuti e poi si domanda. ripiglia. Presidente, abbiamo finito. Cosa? Io ho soltanto una domanda, Presidente. Su che cosa? Sempre sulla loro consulenza. Su Lotti o su Pucci? Su Lotti. Allora, quello che sappiamo Lotti, sì, sappiamo. Ecco, mi riferisco ad ambedue i professori. Voi avete scritto a pagina 9 l'omicidio Meyer-Rusch viene caratterizzato, secondo Lotti, sempre dalla presenza dello stesso, sempre perché in precedenza aveva parlato della sua partecipazione agli altri delitti. Unitamente ai due diretti esecutori, Pacciani e Vanni, l'omicidio viene descritto come uno sbaglio indotto dall'errore circa il sesso di uno dei due ragazzi. Ecco, io non vi chiedo l'interpretazione di quanto vi ho letto, ma confermate che il Lotti ha riferito a voi questi particolari? No, Avvocato, tutto quello che noi abbiamo scritto da pagina 0 a pagina anamnesi, ecco, pagina 13, Sì. è tutto desunto da documentazione indiretta, non da lui. Questo viene fuori dagli atti. Ecco, quindi non ci sono frasi dirette di Lotti. Detta a noi, no. Ecco. No. In altre occasioni ci sono state frasi dirette del Lotti a voi? E quelle che Oppure no? abbiamo riportato, ma non relative ai singoli omicidi, Ecco. solo quello che abbiamo riportato alle pagine, cos'erano, 20, 21? 19, 20, 21, quelle dei colloqui. Solo questo lui ci ha detto. E noi abbiamo ricevuto in presa diretta, ecco sì, 19-20. La parte che precede il colloquio clinico è tutta desunta dagli atti che abbiamo consultato. Grazie, professore. Prego. Allora sospendiamo 10 minuti per un caffè e poi ci risiamo. Grazie. Possiamo riprendere le... Sì, senz'altro, Presidente. Stiamo testimoniando, sì. Vorrei chiedere ancora al professor Fornari e al professor Ragazzi quale è diciamo, l'esito della consulenza che è stata disposta questa volta sulla persona del test Pucci Fernando espressamente con un quesito ex articolo 196 codice di procedura e anche questa consulenza è stata seguita dal deposito di una relazione scritta. Allora vorrei che ci esponessero qual era il quesito, come è andato l'esame e qual è la risposta data. Ragazzi, siamo stati incaricati in data 10 dicembre 96 di esaminare il signor Pucci Fernando. Assolto le formalità di rito, siamo stati informati, premesso che nel corso delle indagini relative veniva sentito in più occasioni quale persona informata sui fatti Pucci Fernando, e che lo stesso riferiva tra l'altro nel corso delle dichiarazioni rese al PM di riscuotere una pensione di invalidità civile
senza peraltro essere in grado di precisare esattamente da quale invalidità affetto, che le dichiarazioni rese nel corso delle indagini da Pucci Fernando hanno trovato riscontro in atti successivi e che lo stesso è apparso in grado di rispondere correttamente alle domande che gli sono state poste, che appare comunque opportuno verificare ai sensi dell'articolo 196, in presenza dell'asserita invalidità civile dello stesso, che sarà comunque verificata anche a mezzo di opportuna attività di PG, l'idoneità fisica e mentale del Pucci Fernando a rendere testimonianza. Abbiamo avuto il quesito: dicano i consulenti tecnici quale sia l'invalidità da cui risulta affetto Pucci Fernando e se la stessa abbia influenza o meno sull'idoneità a rendere testimonianza. Abbiamo avuto, trattandosi di accertamento urgente, termine di giorni 15 per rispondere con relazione scritta. Abbiamo avuto un primo colloquio con Pucci Fernando presso la sezione di PG della Procura di Firenze e abbiamo avuto un successivo incontro il giorno 12 dicembre 96 presso l'Istituto di Criminologia dell'Università di Genova. In quell'occasione ci è stata poi consegnata copia della documentazione clinica attinente al periziando, di cui parleremo successivamente. Abbiamo sottoposto il signor Pucci a esame sommatico, a colloquio, e abbiamo comunque riscontrato sicuramente una netta non collaboratività dello stesso nell'ambito dell'incontro con il signore, sia presso la procura, sia presso la sede dove abbiamo fatto il primo colloquio, sia presso l'Università di Genova. Il signor Pucci è stato poi accompagnato dalla sorella che ha conferito con noi e il colloquio con la sorella è stato parimenti riferito nella nostra relazione. Ecco, vogliamo vedere, la domanda sostanzialmente era questa: dal momento che appare dalla documentazione che il signor Lotti è affetto o comunque ha una riduzione di capacità lavorativa al 100% per una certa malattia, se questa invalidità ha qualcosa... No, Pucci, non Lotti. Pucci, chiedo scusa, Pucci. E se questa invalidità può avere interferenza con la sua capacità di orientarsi, con la sua attenzione, con la sua capacità di ricordare e di testimoniare. Dunque l'invalidità l'invalidità l'ha avuta con diagnosi di grave oligofrenia, non meglio specificata, non risulta quanto sia grave questa oligofrenia. Ecco, magari su questo aspetto di questa pensione di invalidità sì. Avete accertato qualcosa? Abbiamo preso atto di questa certificazione che la sorella ci ha consegnato, dopodiché abbiamo cercato di raccogliere degli elementi clinici, cioè verificarla. È stato praticamente impossibile perché Pucci ha opposto un netto rifiuto alle nostre indagini. Difatti abbiamo risposto nel senso che abbiamo detto che non è possibile accertare l'invalidità da cui risulta affetto Pucci Fernando per assenza è la vera invalidità, non sappiamo se è questa o un'altra, e più che altro se l'oligofrenia da cui si dice essere Pucci affetto è grave, media, lieve, cosa l'è. Al momento sembra che si possa dire che c'è un disturbo di personalità e un ritardo mentale non quantificabili. Secondo noi comunque, dato il contenuto specifico della sua testimonianza, perché ovviamente il discorso va rapportato a questo problema, non ad altro, questa invalidità secondo noi non è in grado di influenzare nella sostanza l'idoneità di Pucci Fernando a rendere testimonianza. Vogliamo spiegare come mai? Nel senso che Pucci non ci è sembrato un personaggio che non sappia, non ricordi e non sia in grado di riferire. Ci è sembrato un personaggio molto spaventato, fondamentalmente spaventato, non sappiamo bene che cosa, no? Non escludiamo che non fosse spaventato, non avesse paura che gli togliessero la pensione,
perché è chiaro che se questa invalidità del 100% non viene confermata, la pensione salta o può saltare. Se lui dovesse apparire troppo attento e vigile potrebbe avere queste paure, quindi dimostra di essere invece molto sveglio. Questo ci dà, esatto, indirettamente si inferisce che effettivamente Pucci è una persona anche qua attento, anche qua molto attento, molto vigile, molto sorvegliato. Lui sa benissimo che la nostra indagine può creargli dei problemi, se non altro a livello della pensione. Cosa fa? Oppone un netto rifiuto a ogni tipo di approfondimento sulla sua malattia, sulla sua eventuale malattia, perché non sappiamo cosa ci abbia questo signore. Non ce lo fa capire. C'è quel certificato, però è in un'ottica di invalidità, diciamo in un campo completamente diverso. Perché dice ipotetica, professore? Perché non sappiamo, quel 100% di invalidità è calato sull'insufficienza mentale grave. Non meglio quantificato, non meglio misurato, non c'è niente. Come hanno fatto a dire insufficienza mentale grave i nostri colleghi? Lei conosce la documentazione in genere, sono di questo tipo o le sembra anomala questa documentazione? Mi sembra anomala. Mi vuole spiegare? Sì, in genere si fanno dei test, si misura se c'è una grave insufficienza mentale o c'è una documentazione clinica molto consistente, molto cospicua, che milita in questo senso, oppure si fa una VICE, una scala di intelligenza, quindi e uno quantifica. A loro parere questo certificato di invalidità è quantomeno dal punto di vista della documentazione anomalo, non diciamo altro, che in fondo non è il nostro. Ecco, diciamo che non è sufficiente, non serve, non è un documento medico legalmente adeguato e sufficiente per dire che Pucci è un insufficiente mentale. Comunque quello è un campo che riguarda la sua invalidità, che in questo momento a noi non interessa. Vogliamo vedere invece se da questa situazione oggettiva di carenza di documentazione su questa invalidità voi avete potuto dedurre qualcosa in tema della sua capacità. Per ora abbiamo capito che è talmente vigile e attento che ha fatto questo tipo di scelta nei vostri confronti. Sì. Ma io volevo sapere sulla capacità a testimoniare se possiamo dire qualcosa di più. Non avendo lui detto nulla, non sappiamo esattamente cosa ha detto, cosa potrebbe dire. Basiamoci dunque, una scala di intelligenza non si è potuta fare, ovvio che non si può fare, con un soggetto non collaborante non si fa. Il Rorschach ci dice alcune cose, ci dice che fondamentalmente lui rifiuta un rapporto sia pur minimo con i periti, perché è tutto un rifiuto. Cosciente? Sì, il rifiuto è sempre cosciente, difficile che ci sia un rifiuto inconscio, tranne che ci sia un delirante in fase molto florida. Allora ingloba immediatamente i periti in studio di persecuzione, non sa che è malato, non sa che è delirante, non sa che ha una certa patologia e rifiuta tutto, ma qui siamo molto lontani, perché fosse un soggetto patologico veniva fuori qualche cosa. Quindi le patologie evidenti non ci sono. Grosse. Voi avete scritto a pagina 25, non è una patologia ma è una libera progettualità di non collaborare. Sì, vuole spiegare meglio, che in fondo era quello che cercavo di mettere in evidenza io. Sì, l'atteggiamento che lui ha assunto nei nostri confronti, insomma, è un atteggiamento molto affrettato, molto premuroso, di quello che dice io non ho tempo da perdere, non ho voglia di parlare, insomma, questa indagine non mi interessa, non voglio, e in parte ne ho paura. Diciamo che la sorella ha caricato la dose. In maniera molto esplicita nei nostri confronti, no? Minacciando addirittura che avrebbe avvisato il suo avvocato, avrebbe chiesto un procedimento nei nostri confronti perché non stavano facendo delle cose. Abbiamo dovuto rassicurarla. Sì, poi la signora non sapeva bene cosa stessimo facendo. Ecco, ma di fatti poi tutto è rientrato. Probabilmente è stato un difetto nostro di non spiegare a sufficienza alla signora. Sono già arrivati i giorni che avevamo dalla polizia giudiziaria, erano già molto tesi, molto ansiosi, molto preoccupati. A lei è sembrato quasi, se non ho capito male, così avete scritto, che il timore maggiore fosse per questa benedetta pensione di invalidità. Sì. O l'ha detto espressamente? No, non l'ha detto espressamente, ma ci è sembrato che fosse l'intorno il discorso. Ragazzi, io anche nei colloqui fatti con questa signora, l'impressione era quella di un nucleo familiare che comunque tendeva molto a proteggere quello che sentiva come il soggetto in qualche modo più debole e letteralmente preoccupato
per non dire terrorizzato nei confronti di questa vicenda. Come abbiamo anche scritto, tra l'altro la signora che riferiva una conoscenza di famiglia anche con il signor Vanni ci ha ripetuto più volte, però dispiacerebbe dover danneggiare qualcuno che si conosce. Vabbè, ci sono in atti delle lettere di minaccia che il Vanni ha scritto alla famiglia, quindi è molto chiaro il contesto per cui questa donna possa avere fatto questa testimonianza. C'è una lettera sequestrata in cui Vanni scrive alla famiglia e dice gliela farò pagare quando esco, quindi il contesto che voi avete così come minimo avvertito ha una oggettività, ha un qualcosa. Ecco, volevo chiedere ancora questo: voi dall'esame del soggetto, al di là del fatto che si sia comportato in questo modo chiarissimo e voi avete cercato di interpretare questo comportamento nel modo che abbiamo sentito, poi a pagina 15 scrivete sostanzialmente che il Ora abbiamo le pagine numerate. allora comunque nel punto in cui fate l'esame del soggetto dice non ha lamentato disturbi, è cosciente, sono parole vostre, lucido, perfettamente orientato nel tempo, nello spazio e nei confronti della propria persona, ha un'attenzione vigile e una memoria valida. Ecco, questi sono elementi che servono per dare la vostra risposta nei termini in cui l'avete data, cioè che nel caso in cui volesse collaborare è comunque persona capace di testimoniare. Sì, sono elementi di esame obiettivo psichiatrico. Ecco, quindi l'esame obiettivo ha dato questo risultato. Se c'è una condotta, è una scelta, ma per quanto riguarda la capacità, al di là di quella diagnosi che è una diagnosi per l'invalidità, voi dite cosciente, lucido, perfettamente orientato nel tempo e nello spazio nei confronti della propria persona, così a voi si è dimostrato. E ha un'attenzione vigile e una memoria valida. È così, no? Sì. Vi ha raccontato qualcosa di sé, del suo vissuto? Poco. Nulla. Ma sembra abbia detto fa vari lavori, è autonomo, gestisce il proprio denaro, va fuori da solo, queste cose qua che avete voi riferito nella relazione ve le ha dette lui? Sì, tutto quello che c'è a pagina. Ecco. Non abbiamo le pagine. I dati dell'anamnesi, esatto. Tutto quello è stato detto da lui in prima persona. Ecco, certo, la sorella ci ha dato alcuni altri elementi che non abbiamo scorporato, ma ha integrato parzialmente quello che lui ci ha detto. Nel momento in cui vi ha raccontato come passa la sua vita, cioè quali scuole ha fatto, che lavori ha fatto, che lavori fa e come passa la giornata e come vive, sono cose che vi ha raccontato lui e vi si è presentato nel fare questi racconti nei modi che poi avete sintetizzato a quella pagina, quindi vigile. Come persona perfettamente in grado di fornire dati attendibili. Dati attendibili cosa vuol dire che lui è attendibile? Vuol dire che nella sua struttura psichica non ci ha consentito di cogliere nessun elemento patologico tale da poter dire che se lui anche volesse dire la verità non la può dire perché ha delle alterazioni psichiche, no? Queste alterazioni lui, non ci sono. Non ci sono, per cui lui se vuole può rispondere in maniera adeguata, può dire le cose come stanno, può dare tutte le informazioni che vuole. D'altro canto il Rorschach ce lo conferma, Se andiamo a vedere il test di Rorschach a parte rifiuti, là dove lui dà delle interpretazioni, dà buone interpretazioni, tra l'altro, buone interpretazioni che danno le persone medie, no? Cioè non c'è niente di particolare, no? A parte i rifiuti, non c'è confabulazione, non c'è contaminazione, non ci sono delle risposte bizzarre, strambe, e questo ci fa dire che là dove lui collabora con i piedi per terra. Anche lui alla quinta tavola fa l'operazione di Lotti e questo rientra nel discorso fatto precedentemente da Lagazzi. Ha detto quello. Senta una cosa ancora, e questa diagnosi, che sono due parole, grave oligofrenia oppure oligofrenia, è data in quel certificato a fini che sappiamo, cioè a fini di un riconoscimento di una sorta di pensione che effettivamente egli ha. C'è qualcosa
per cui l'esame che avete fatto dimostra qualcosa di obiettivo, oppure non è stato possibile nemmeno verificare alla lontana la possibilità che una patologia del genere esiste? Credo di poter dire che sulla base di quello che il Signore ci ha detto e anche vedendo la sua stessa interazione con noi, possiamo sicuramente dedurre che è persona di risorse tutt'altro che brillanti e con i problemi di personalità che abbiamo accennato. L'impressione è che non sia comunque assolutamente un grave oligofrenico, cioè il concetto di grave oligofrenico, ecco, lo vogliamo spiegare alla Corte? per intenderci, è una persona con... Cosa avreste dovuto trovare davanti a voi? Quali comportamenti nel caso in cui quella diagnosi fosse Diciamo stata che perfetta? nel caso in cui questa diagnosi avesse corrisposto in pieno, avremmo dovuto trovarci, se ci si consente il termine, quasi una sorta di vegetale, cioè una persona assolutamente incapace di esprimersi, se occorre addirittura con delle manifestazioni psicopatologiche di innesto su questa oligofrenia, una persona fortissimamente limitata e quindi addirittura stolida, passiva, mimica, quindi neppure capace addirittura di comprendere che cosa gli stava accadendo, di comprendere qual era il rapporto con le altre persone, quindi non certo una persona fortemente arrabbiata, reattiva, critica, aggressiva. Tra l'altro mi permetto di evidenziare che il dato di questa grave oligofrenia in realtà poi è stato posto in sede di invalidità civile neanche con un colloquio diretto con il Signore, il quale è stato accennato non risponde, ma unicamente per colloquio della commissione con la sorella. Quindi in questo senso qua... ha ragione il Pucci di temere qualcosa per la sua pensione, cioè il suo comportamento è comunque coerente in una logica vigile. Sì, diciamo che sicuramente non è il comportamento di un grave oligofrenico. Un grave insufficiente mentale dà dei segni, ha delle anomalie del comportamento che non risultano in anamnesi, cioè la sorella non da nessuna parte salta fuori che ha emesso dei comportamenti patologici nella sua infanzia e adolescenza. Andava male a scuola, non ha studiato, a 15 anni ancora in quinta elementare, ma questo non è sufficiente per un'insufficienza mentale grave. Tra l'altro è anche un biopatico, Cioè? magari ha dei segni somatici di malformazione, o è un cerebropatico, cioè potrebbe avere per esempio un elettroencefalogramma alterato, delle crisi epilettiche. Lui non ha nulla, perché l'insufficienza mentale più grave è, più facilmente si accompagna a una compromissione anche somatopsichica, esatto, biologica, no? Più lieve è e più facilmente natura psicologica o ambientale addirittura, di tipo pseudodeficitario. Qui, se siamo sul grave, dovrebbe esserci qualcosa anche a livello biologico. Non risulta assolutamente nulla. A livello di comportamenti non risulta a noi, né dalla sorella in presa diretta né attraverso le tue testimonianze, che mai abbiano detto che lui faceva cose strane. Non viene fuori niente, quindi... Tutt'altro. Quindi una eventuale, come è stata paventata dalla sorella, rifiuto di rispondere, e voi lo interpretereste in questa ottica. Così è il comportamento che ha tenuto nei vostri confronti. Non escludiamo che ci siano altri motivi, non possiamo escluderlo. A noi è sembrato che più fosse il timore. Difatti lei ci ha chiesto: ma cosa state facendo? Ditemi tutto, scrivetemi le cose che fate, perché poi andrò dal mio avvocato. Ora questo lo fa una persona che teme una revoca di pensione, in genere, no? Ma avesse capito esattamente che l'indagine era per ben altri scopi, perché reagire in questa maniera e chiedere una documentazione? Non c'è nessun motivo di chiedere a noi una copia di quello che stiamo facendo. Questo in genere i parenti lo chiedono perché temono cose immediate, che sono in questo campo qua perdere i soldi, perdere la pensione, no? Deduzione nostra. Sì, Deduzione nostra, la signora non ci ha detto questo, Capito benissimo. Io non ho altre domande, grazie. Civile, una sola domanda, signor Presidente, se cioè la personalità di Pucci può essere compatibile oppure no con quella del mitomane. Dunque, credo di poter rispondere che
la assoluta non collaboratività, l'estrema reattività verso qualunque tentativo di entrare più nel profondo nella sua personalità e così via, sono non compatibili con un quadro, diciamo, di mitomania, direi anzi, assolutamente no. Grazie. Altri? Albertini? Professore, mi riferisco alla pagina 10 della vostra relazione quando ricorda che i pubblici la prima classe delle elementari per 3 volte, i stati 15 anni hanno 40 elementari, 5 anni a scuola elementare hanno 5 volte, di cui 3 volte la prima elementare. Questa circostanza depone per l'indicazione del bambino sbagliato o qualcosa? Possiamo dare una risposta di tipo desuntivo in questo senso. Sicuramente è indicativa di problemi di tipo intellettivo, però, come ripeto, calcolando che c'è anche se non abbiamo potuto capire perfettamente di quale tipo fosse, però è una persona anche con dei disturbi di personalità. Quindi riuscire in questa sede a dire che questo elemento sia derivato dall'uno o dall'altro fattore o dalla sommatoria degli stessi o, come talvolta accade, da un'ulteriore, diciamo, menomazione oggettiva derivante non da deficit del soggetto ma da un atteggiamento iperprotettivo e quasi di chiusura della famiglia, è impossibile dirlo. Sì, avvocato, certo. La seconda domanda è questa. Voi riferite nella vostra... Un po' al microfono perché si sente lontano. Riferite nella vostra relazione che il colloquio e non si commissione pubblici. In modo particolare mi interessa quanto è stato riportato da 11 e che conferma la testualità di ciò che è riportato tra virgolette, in caso di questo. Noi quella sera eravamo andati a Firenze come sempre alla comunicazione. Al ritorno ci fermavamo sul settore di confini per fare acqua e sentimmo sparare. Ricordo anche che sentì il rumore di una tenda che veniva tagliata. Poi Facciani sotto fuori ci disse: cosa fate qui voi due? Andate. Noi dalla paura si scappò. Questa è la testualità di ciò che a voi viene in. Sì, avvocato. Prego. Sì, avvocato Filastò, difensore di Vanni. Ecco, su quest'ultima domanda fatta dal collega, ma è proprio quello che ha detto a voi questo che avete riportato a pagina 11 o invece risulta da verbali precedenti? No, perché poco fa avevate detto che Pucci non vi aveva detto proprio nulla sul fatto. Non aveva detto Io nulla. ricordo che voi avete detto che Pucci non vi ha detto nulla. Prima ha detto che non hanno voluto collaborare per niente. Sì, Poi sì. riportate delle virgolette, delle parole riferite a lui. Ecco, spiegate un po'. Sì, ad eccezione di quello che abbiamo riportato in quelle pagine, analisi personale e questa cosa qua, non ha collaborato ulteriormente, però questo sì, questo ce l'ha detto. Va bene, vorrei un attimo però ripercorrere, allora, per essere più precisi, quello che concretamente vi ha detto Pucci. Per esempio, vi ha detto quello che è riferito alla fine della pagina 12: io sono un tipo un po' nervoso da ragazzino, meno adesso di più, ogni tanto mi arrabbio per tanti motivi. Sì. Questa irritabilità può essere messa in relazione alla patologia di cui ipotizzata in quella
Sì, avvocato, sì. Dell'insufficienza mentale, non meglio quantificata, certo, la labilità, l'irritabilità, certo, possono essere messe in carico dell'insufficienza mentale. Però il fatto che lui sia stato ricoverato in un istituto per handicappati mentali per qualche periodo imprecisato, questo non ve l'ha detto lui? Questo ci ha detto la sorella, mi pare. Questo ve l'ha detto la sorella. Sì. Voi avete avuto modo di controllarla questa informazione? No, perché non ci ha dato nessuna coordinata per arrivare a questo istituto, non ci ha portato la documentazione, non ci ha detto l'istituto. No? E anche della caduta a terra in età precoce, che identificherebbe un trauma che secondo voi può essere messo in relazione, questo trauma in età precoce, con quella patologia riferita alla commissione agli invalidi? Una volta sola. Cioè, No, voglio dire, epilettico. ho formulato male la domanda. La caduta per terra in età precoce, il fatto di essere caduti da bambino, come si dice volgarmente, può essere messo in rapporto con uno stato di oligofrenia, così come quello che viene descritto dalla Commissione? C'è un'insufficienza mentale subentrata a questo trauma? Sì, in linea di massima sì, è possibile. E questo però non ve l'ha riferito lui, l'ha riferito la sorella? Sorella. Dopodiché la sorella stessa vi ha riferito che lui è seguito in età adulta, è stato seguito in età adulta da un medico specializzato in pazienti con handicap. Io ho l'impressione che sia così una di quelle situazioni per cui la persona viene accompagnata a volte da qualche... Anche questo ve l'ha riferito la sorella? Sì, la sorella, è stato praticamente impossibile avere più elementi in mano per acquisire cartelle, per sentire, insomma. Ecco. Quindi questo medico voi non sapete chi sia, se esista nemmeno. E la documentazione presso la USL da cui dipende questo signore l'avete esaminata? Per vedere se per caso c'è, perché un medico che fa una cosa di questo genere costa dei soldi e come minimo traccia di questi onorari che percepisce il medico per fare questo lavoro dovrebbero esserci da qualche parte. No, se lo fa l'USL no, perché sono pagati, no, hanno uno stipendio, lo fanno. Ho capito, ma come loro prassi. Però presso la USL da cui dipende, se lui è seguito, Pucci, se è stato seguito, ci dovrebbe essere una cartella, una scheda. Gli psichiatri non è che tutti quanti facciano la cartella, è una annosa questione. Ci sono nell'ospedale sì, nell'SPDC sì. Comunque ma voi avete preso informazioni per questa non ci ha detto neanche qual è l'USL da cui dipende lui. C'è scritto lì dentro, no? Non dovrebbe essere manco sappiamo qual è la sua USL. Ho capito. Però queste cose comunque non ve le ha riferite lui, ve le ha riferite tutta la sorella. Ora voglio dire, quello che è il dato nascente dalla documentazione clinica e che è questo documento della Commissione Invalidi Civili di prima istanza della Regione Toscana, però è stato preceduto da degli accertamenti avvenuti nel 1983, questo vi risulta, l'avete anche scritto, sì. 82-83, sì. Ci risulta una cartella di un'unità operativa di Chianti Fiorentino, sì. Ecco, in questa sede è vero che di fronte alla Commissione Sanitaria per gli accertamenti, eccetera, in pratica il signor Pucci si comportò esattamente come con voi. Così risulta, però a noi ha dato più elementi anamnestici di quelli che ha dato ai nostri colleghi, perché loro dicono che non è possibile raccogliere l'anamnesi del signor Pucci, invece a noi ha dato più elementi. Beh, insomma, va detto sostanzialmente, ogni tanto si arrabbia per tanti motivi, sì. Poi del fatto che era stato ricoverato nell'istituto di handicappati ve l'ha detto la sorella, del fatto che era caduto da bambino ve l'ha detto la sorella. E che la sorella ha intenzione di chiedere interdizione, tutte le cose avete raccolto alla sorella anche voi, perché più o meno la situazione è abbastanza equivalente. Nella sostanza sì. Sì. Dunque, ora io volevo chiedere questo. Voi alla fine formulate un giudizio finale a pagina 26 che suona in questo modo. D'altro canto,
revocare e riesporre con sufficiente precisione ed obiettività fatti così gravi e che tanto lo hanno turbato non richiede un livello intellettivo elevato, dal momento che purtroppo nella loro tragicità e drammaticità sono fatti che non si possono dimenticare o travisare tutto in parte. È esatto dire che questo vostro giudizio, questo vostro parere espresso in questo modo presuppone che il signor Pucci abbia assistito quantomeno a questi fatti gravi, tragici e rilevanti? Sì, perché ci risulta da quello che il fratello avrebbe sentito dire dal fratello. Sì, questo ci risulta dal verbale di polizia, dalle indagini che sono state fatte. Poi il fratello lo sentiremo noi qui in quest'Aula. Però in realtà quando voi formulate questo giudizio lo formulate sul presupposto di questo genere, è vero questo qui? Se c'è sempre un se. Sì, certo. Se lui ha assistito a questi fatti... Sì, ma il se non c'era però sì. Qui. Possiamo aggiungerlo adesso? È meglio aggiungerlo. Sì, noi possiamo mettere tutto in parte 2 punti, posto ovviamente che Pucci Fernando abbia assistito esatto. ai fatti per cui è processo. Lo possiamo aggiungere adesso? Perché mi sembra proprio una correzione indispensabile. Io ho finito. Nessuna domanda? C'è un altro test lei mi sembra o no? No, oggi non c'è nessun altro. Riceva della difficoltà di domani, dopodomani lei, Ministero. Io avrei un'esigenza che rappresenta la Corte dovute a esigenze sia di polizia giudiziaria che dell'ufficio del PM. Se fosse possibile la prossima udienza fissarla venerdì. Domani e domani l'altro non è possibile chiedo obiettivamente non abbiamo possibilità di fare in modo diverso. Faccio allora presente andiamo a venerdì, che giorno è venerdì?